se vogliamo dire. Buon pomeriggio, benvenuti a questa puntata di Trieste in diretta che come al solito propone due argomenti. Nella seconda parte parleremo dei campionati nazionali universitari di basket che ha visto l'Università di Trieste portare a casa la medaglia d'argento. Nella prima parte invece parliamo di arte, parliamo della mostra Open Confini di luce per un mondo di pace, che è allestita al magazzino 26 del Porto Vecchio. Siamo in compagnia dell'architetto Marianna Cerboni, che è il curatore della mostra, oltre che insomma nostra amica, per cui insomma possiamo qua anche darci del tu. Mi fa molto piacere. Perché Trieste in diretta delle volte è una sorta di zona franca, Va bene. Allora possiamo anche essere un po' più, sentirci Franchi. un pochettino... Sì, sentirci un pochettino più liberi. Allora, intanto la mostra è stata inaugurata un po' di tempo fa, Sì, no? il 16 di maggio da poco. 16 di maggio, ok. Poco. E abbiamo già fatto un evento collaterale importante l'altra settimana con la proiezione di un video inedito del maestro Silvio Donati dedicato alle elegie duinesi, composte come sappiamo da Rilke proprio al castello Tra di l'altro Duino. credo che il prossimo anno scatti un anniversario tondo, o di Rilke o delle elegie, per cui... Beh, le elegie sono state iniziate, se non vado errata, nel 1912 e lui è morto nel 1926. E allora il prossimo anno sono 100 Ecco. anni dalla scomparsa. Ecco. Ok. Perché me ne parlava oggi il direttore del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, per cui ho idea che l'anno prossimo qualcosa bolle in pentola. Qual è, Marianna, la ratio della mostra intanto? Poi dopo... Beh, dunque la mostra si colloca nell'ambito di Gorizia 2025, Nova Gorica, capitale europea della cultura, e per cui nel segno dei confini aperti e della pace. E quindi il titolo che io ho dato è Open, aperto, confini di luce per un mondo di pace. E il concetto è quello di mettere insieme la creatività di vari artisti regionali accanto a quella italiani, accanto a quella di artisti sloveni. Ecco, fra gli sloveni cito due per eccellenza che sono Zoran Muzic e Luigi Spazzal, e poi c'è la più giovane, Jasna Merku, che invece è triestina ma fa parte della comunità slovena. E poi abbiamo gli artisti diciamo della regione, triestino Paolo Cervicher-Vischer, che ha portato, forse lo vedremo nelle immagini, dei quadri di 3 metri per 3 magnifici, poi le erme della vergogna e della viltà, perché rappresentano questi busti che tante volte troviamo nei giardini pubblici, o nei giardini o insomma in situazioni pubbliche, che l'artista dice sono tanto onorati ma certe volte non si sono comportati in modo veramente etico, allora lui ci va un po' duro. Poi c'è il friulano Claudio Mario Feruglio con dei magnifici dipinti. Ecco, questo è Muzic, questo che vediamo adesso è Muzic, tra l'altro proviene da una delle collezioni più importanti al mondo, che è la collezione Zanei, lì è Maurizio Zanei, e sono tra i più belli e meno noti. E poi più avanti, vedete sulla destra si intravedono i quadri di Toni Zanussi, cui noi abbiamo dedicato anche una puntata di Trieste in diretta, di Trieste d'Arte qualche anno fa, credo. Ecco, questa è Jasna Merku, questa che vediamo è Jasna Merku, che fa questi lavori preziosissimi su carta, che lei compone proprio con le sue mani, frulla con il frullatore e poi crea questi campi cromatici molto interessanti, ecco, che sono molto delicati e sono molto preziosi. Poi in fondo, dopo Muzic sulla destra, vedete i quadri di Feruglio, si intravedono questi controluce potenti che lui è capace di dipingere ad acrilico con le stesse raffinate velature con le quali si dipinge, che si realizzano attraverso la pittura ad olio, che è una cosa
cioè è di una raffinatezza tecnica rara, di una grande perizia. Qui abbiamo sulla sinistra, intravediamo ancora Jasna Mercou, e se volete vado... Ecco, questa è la sezione dedicata a Cervi Kervischer, con queste erme, i busti. In fondo a sinistra ci sono questi due enormi dipinti di 3 metri per 3 e a destra abbiamo ancora delle erme, ma sono 6 fantastici, alti 2,20 metri, nudi femminili, veramente dipinti con grande perizia da questo grande artista. Vedendo queste immagini, chiedo scusa se ti interrompo, sì. No, certo. si vede una volta di più la preziosità anche della sala, cioè sì. sono sale di grande pregio, ecco, insomma, un gran lavoro, sì. È stato fatto dal Comune di Trieste, devo dire un gran lavoro, perché questi magazzini con molta misura, ecco i nudi di Kervischer, sono stati riattati con molta misura, infatti l'ambiente è tutto grigio, per terra c'è cemento, sì. I pannelli sono grigi, tutto neutro, in maniera che può accogliere qualsiasi tipo di mostra, di pittura, di arte, di installazione. Ecco, questo... No, è veramente un lavoro, un luogo ottimo, insomma. Sì. È anche facile come desumo, da strutturare, no? per una mostra, sì, cioè non è difficile... No, perché ci sono questi pannelli grigi bifacciali che vedete sono questi pannelli che sono stati anche appoggiati alle pareti, sì, quando serve, e quindi ci sono queste aste su cui uno attacca poi questi quadri. Certo, bisogna misurare tutto quello che vuoi, però è un montaggio senz'altro professionale. Siamo in una sorta di museo, certo. Essenziale. Ecco. Poi dopo ti chiederò anche, a me affascina sempre anche scoprire come si allestisce una mostra, però già che ci siamo faccio subito la domanda che avrei fatto più avanti. Mettere assieme artisti così vari per formazione, per anche di età, insomma, no? Perché comunque io sono sempre affascinato dall'idea di trovare per forza di cose un filo rosso che li lega, eccetera. Non sempre non è detto che esista, non è detto che si debba per forza anche andare a trovare un filo rosso, però insomma, sei partita dall'idea che un eventuale filo rosso ci fosse e lo hai trovato, oppure non c'è, oppure lo hai trovato cammin facendo? No, il filo rosso c'è ed è la sperimentazione, perché ognuno di questi artisti ha condotto una propria sperimentazione e questo li unifica, una sperimentazione che si è espressa attraverso linguaggi diversi, come possiamo vedere, e anche mezzi tecnici diversi, sì. Però è la sperimentazione, e devo dire che mi pare che questi artisti del nord-est, al di qua, al di là del confine che adesso si è molto illuminato, è diventato molto, diciamo così, trasparente, hanno in comune il dono dell'essenzialità, cioè di andare al centro del concetto che vogliono esprimere. Allora, pur essendo non solamente di estrazioni differenti, ma anche come dicevamo prima, di età diverse. Beh sì, perché Zoran Muzic era nato nel 1909, ed è, diciamo, Spazzale era nato più o meno in quegli stessi anni, e sono i due più anziani e non ci sono più. Sì. La Jasna Mercou ha un po' più di 60 anni, ecco, non ha ancora 70 anni, quindi, ed è Bidoni, che è un friulano, è del 64-65. È giovanissimo. È tutto relativo a questo mondo. Ecco, quindi sì, le età, come dicevi tu giustamente, sono diverse, però c'è sempre questa, come posso dire, questo rigore. Ecco, un'altra cosa che secondo me accomuna questi artisti è il rigore, cioè sono artisti che non scivolano in nessuna maniera, ecco, né verso gli eccessi né verso il filo della sperimentazione. Questo del rigore, non so se dipende anche dal fatto,
ma è una caratteristica che io apprezzo sempre di più anche al cinema, per dire la verità. Ci sono dei registi, come dire, anche giovani, ci sono dei registi che magari affrontano anche tematiche piuttosto complesse e complicate, ma il cui rigore stilistico nella messa in scena lo vedi film per film, e apprezzo molto questo tipo di cose. Forse ti fa sentire anche un po' sicuro per certi aspetti da spettatore, che questo aprirebbe un altro discorso, però è una cosa che mi piace. Assolutamente, cioè il rigore vuol dire professionalità, no? Sì, Innanzitutto sì. vuol dire che segui dei parametri, delle regole, anche se sono regole tue proprie, ma comunque che non vai così come viene, Sì. ma segui un filo, come accennavi anche tu prima. Quindi questi artisti, hanno tutti questo senso, diciamo così, della serietà del dovere professionale. Sono tutti molto seri e tutti ci credono, e chi non c'è più ci ha creduto. Allora, sempre di più, soprattutto quando si ha la possibilità di avere anche un luogo come questo, però insomma sempre di più le mostre diventano anche luogo, stavo per dire pretesto, ma pretesto è brutto, diventano anche un luogo dove si può anche organizzare altro, conferenze, incontri, sempre collegati alla tematica della mostra. Mi sembra che uno sia già stato Sì, fatto, appunto, no? la Quello, presentazione sì. del video. Ecco, invece un altro è in programma dopodomani, Venerdì, venerdì, perfetto. sì, oggi è il 4, venerdì 6 giugno alle ore 19, è il secondo degli avvenimenti collaterali appunto alla mostra, e il protagonista è Diego Marani, che insomma è un nome che significa parecchio per Trieste, insomma. Sì, dunque lui è ferrarese, Già, quindi viene da una bella città. sicuramente d'arte e di Sì. cultura. È venuto qui a studiare a Trieste quando non aveva ancora 20 anni, perché poi si è laureato alla scuola per interpreti, e quindi si è innamorato della città e anche di questi aspetti un po' magici e misteriosi che la città ha insiti in sé, e soprattutto l'ha capita profondamente anche nei suoi aspetti più drammatici. Ci vuole sempre qualcuno che venga da fuori, no? Ma qualcuno particolarmente sensibile. Sì. E così lui ha scritto anche un libro meraviglioso, La città celeste. che è assolutamente stupendo, perché è pieno di verve e ci sono dei momenti che sono assolutamente esileranti, perché lui racconta certi aspetti della sua vita da studente, in cui viveva in via San Nicolò in un vecchio appartamento di quelli così, poi c'era uno dei suoi compagni, perché erano in tanti, e per dire, questo dormiva in corridoio sopra un mobile, no? Allora, cioè, ecco. Anche perché ricordiamo, si tratta anche della Trieste se vado bene, dove lui è più anziano, della Trieste dei primi anni '80, credo, fondamentalmente. E quindi era un altro mondo, era un'altra Trieste. Una Trieste triste, no? Ancora triste. Era una Trieste triste, sì, ancora oggettivamente triste. sì. Ecco, quindi ancora gravata da tanti problemi che insomma un po' alla volta si sono un po' schiariti. Sì. E quindi però nello stesso tempo la bravura secondo me di questo libro è quello di aver composto questo affresco con questi momenti esilaranti, divertenti, ironici, però anche aver, come accennavo prima, capito gli aspetti drammatici della storia di Trieste, che sono poi che esistono nella vita e nella personalità anche di noi tutti triestini, e lui questo l'ha capito. Quindi è un affondo su Trieste potente, ma reso lieve da questi aspetti anche divertenti che lui ha saputo inserire. Ecco. E lui sarà a Trieste per sarà un incontro dedicato proprio al confine. Sì, il tema del confine oggi, come è cambiata la percezione del confine oggi. Naturalmente prima io lo presenterò, e presenterò con piacere anche
tutti i suoi libri, non tutti, ma insomma i più, diciamo così, anche forse i più recenti, o quello che è stato anche recentemente rieditato, e poi alla luce di questo, perché poi lui ha anche inventato una specie di esperanto. Ah sì, sì, è vero, è vero. C'è una sua lingua incredibile fatta di tante lingue diverse europee, che poi è stato messo in scena con un canovaccio scritto da lui e da Elke Burul recentemente al Teatro dei Fabbri, un po' di mesi fa, che è sotto, insomma, alla base. E la Contrada. Questo Sì, sì, no, scusa. Non lo dico Avevo perché capito. non lo so. Teatro dei Fabbri, che sta in via dei Fabbri ed è... Sì, sì, diciamo è una seconda casa della Contrada. Ecco, bene. Si impara sempre qualcosa nella vita. E quindi, ecco. e lui quindi, perché tra l'altro sì, è corretto la questione della percezione del confine. È anche strano, no? Perché per esempio la mia generazione è ancora abituata all'idea stante anche la storia di Trieste, no? All'idea che dovevi passare il confine, adesso non lo passi più, quando per un motivo, per esempio ci sono parecchi che ai quali spiace, mettiamola così, dover andare in Gran Bretagna da quando c'è nuovamente il controllo dei passaporti, perché dopo questa sciagurata Brexit è strano, no? Perché sai che il confine c'era, sei contento che non ci sia più, però ti ricordi, non è semplice come... No, anche psicologicamente, sì, no? Per sì. questo che tu dici è molto vicino a un fatto psicologico, perché e soprattutto qui c'era un confine, insomma, un po' duro, e quindi il fatto che non ci sia quasi più in qualche modo per noi è una nuova vita, no? E poi non dimentichiamo che se la mostra è, diciamo così, parte del contesto di Gorizia 2025, lì siamo proprio in piena... Sì. C'è una volta io che sono disattento quando guido, mi sono perso e sono arrivato a Nova Gorizia senza rendermene minimamente conto, me ne sono reso conto soltanto perché erano cambiati i colori della cartellonistica. Ma dove, che strano che questo non sia, poi mi sono... Quindi, sì. Insomma. È un concetto Diciamo molto... che, poi, insomma, se ricordiamo che negli anni 90, quando c'era la guerra con dell'ex Jugoslavia, c'erano i carri armati puntati, sì. cioè, e nessuno andava in carcere perché... Correvi a Basovizza e sentivi anche il rumore delle armi, insomma, quindi insomma. era... insomma, abbiamo, sì, non siamo fatti mancare niente, ecco, insomma, da queste parti. Questo dicevamo che l'appuntamento è il 6 di giugno alle ore 19. E l'ultimo? Ci saranno altri? No, ce ne sono altri, poi ci sarà Andro Mercù, dopo 2 settimane, che verrà qui e faremo una visita guidata insieme, insomma, che sarà sull'onda della verve, della vivacità. Ma di è Andro. Parente di Jasna Mercù? Sì, è il fratello. Ah, il fratello, stavo perché anche lui, È il fratello. gli anni passano anche per lui, non solo per me. Quindi poi sarà ancora più... Sarà sicuramente divertente, perché mi ricordo che nella mostra di Leonor Fini che feci alcuni anni fa, sempre al Magazzino 26, lo invitai appunto a fare una visita guidata con me, e lì ci siamo divertiti noi e ci si è divertito tutto il pubblico, perché Andro è inesauribile e quindi probabilmente penso... porterà con sé Magris e tutti quanti gli penso altri, di sì. quindi sarà... Questo si sa già la data? Si conosce Sì, già? però devo, se permettete, devo guardarla, certo. perché io, sono intelligente, ma fino a un certo punto scusate, ma devo un attimo proprio guardare, perché... Che forse non c'è qua, no. È qua, ecco, scusate, è qua. Dunque, è dunque venerdì
4 luglio. 4 luglio, boh, Venerdì 4 luglio. Una data anche facile da ricordare. Data facile da ricordare. E poi avremo Pietro Spirito, che presenterà l'ultimo suo libro, E notte sul confine, e anche là ci siamo. E insomma, Pietro Spirito, come sappiamo, è stato tanti anni come redattore e giornalista al Piccolo di Trieste, e io ho un bellissimo ricordo di lui e della sua così umanità e apertura, e quindi penso che sarà un piacere presentare con lui questo libro. E poi avremo il 13 un finissage in cui ci saranno le premiazioni, perché io ho voluto pensare questa mostra come un laboratorio aperto, non come una mostra chiusa che uno viene, guarda e va via. Allora ci saranno, ogni artista, naturalmente i viventi, terranno per un pomeriggio un laboratorio aperto, gratuito per grandi e bambini. Non solo, ma il pubblico, chiunque, potrà venire in mostra durante gli orari di apertura, si porta i suoi pennelli, le sue matite, il suo block notes, e può disegnare, dipingere anche tutta la giornata lì. Quindi il risultato dei laboratori con i vari artisti, chi aderirà ai laboratori, il risultato di chi verrà a dipingere o a disegnare in mostra, faremo poi una selezione con una giuria e ci saranno dei premi. Ecco, quindi ci sarà questo premio finale, anzi questi premi, perché saranno più di uno, e poi ci sarà un concerto del trio Spaz, che faranno musica blues, cioè jazz, cioè musica così un po' vivace e divertente, e ci sarà come sempre un brindisi con degli ottimi vini, e a ogni fine di ogni appuntamento e una visita guidata. E forse riproietteremo, visto che c'è stato tanto pubblico la prima volta, questo video, ecco, questo è il momento dell'inaugurazione. Questo è il momento appunto dell'inaugurazione. Dicevamo appunto che la mostra dura fino al 13 di luglio, che è una domenica, chiuderemo in quella data. Sì, dicevo, e così forse riproietteremo. Ecco, questo è Silvio Donati. È stato il mio docente, lui non si ricorda, di storia della musica in terza media. Beh, una persona ha fatto queste musiche per interpretare le elegie duinesi, con una sensibilità enorme. Tra l'altro pensa che stiamo parlando quando io ero in terza media, del 1978, e lui lui ci parlava di jazz, di tutte queste cose, quindi era già avanti rispetto Noi venivamo da una insegnante bravissima, che io, devo dire la verità, ancora ricordo con molto piacere, però certamente era, diciamo, un insegnante d'altri tempi, o comunque di quei tempi. Passare a lui era un po'... E mi ricordo, adesso non mi ricordo perché, per come, che ci faceva sentire un disco di Amanda Lear. Io non mi ricordo perché, quelli erano gli anni in cui Amanda Lear usciva, insomma, e credo che ci fossero delle contaminazioni con musica di Bach o robe del genere. Può essere perché il suo stile è proprio ripensare la musica del passato attraverso mezzi musicali moderni o viceversa. Qui è josephiana come impostazione per certi aspetti. Allora, poi dopo daremo ancora gli appuntamenti con gli orari per la mostra, eccetera, però c'è questa, come dire, volevo avviarmi verso la conclusione parlando proprio di come si allestisce una mostra, no? Perché è qualcosa che a me ha sempre affascinato, insomma, perché un conto appunto è arrivare quando la mostra è preparata, quindi girarla, vederla, eccetera. Però prepararla credo sia qualcosa cioè ci vuole una professionalità anche nel preparare una mostra. Da che cosa si parte?
Ma e dunque io... Per vedere se parte dai quadri o da quello che si espone, Sì. logico, però non credo che sia solo quello, perché bisogna... No, e io la concepisco un po' come una sorta di regia teatrale, no? Cioè deve essere la mostra deve essere appunto sempre una cosa viva, in movimento e che si modula, un work in progress anche dopo l'inaugurazione, Sì, no? sì. Ecco, si parte ovviamente dalla scelta degli artisti e delle opere d'arte, dopo però bisogna avere la razionalità per inquadrarle adeguatamente, proprio inquadrarle, cioè Ok. allestire secondo un modulo che sia coerente, cioè bisogna raccontare una storia. Cioè la mostra non è, secondo me almeno, appendere dei quadri elegantemente, artista per artista, se ci sono più artisti, e se c'è uno solo, insomma, va divisa per settori. Per esempio la storia di un artista è raccontata attraverso le opere, in maniera che chi entra, diciamo, forse in parte tabula rasa, ma esce e deve aver effettivamente imparato qualcosa di più e possibilmente molto di più. E questo quindi è una sorta di percorso, fra virgolette, didattico, in cui attraverso l'arte il curatore, l'arte di questo autore o di più autori, racconta il loro percorso e forse anche costruisce, diciamo, un panorama anche di ambiente e di paese, di regione o di paese proprio in cui esso è nato. E senti, il luogo non è indifferente. No, il luogo non è indifferente ed è importante che il luogo sia predisposto. È predisposto Sì. se non è predisposto lo predisponiamo, perché questa è una cosa che ho fatto anche spesso. Per esempio mi ricordo anni e anni fa, anche in Austria ci avevano dato proprio un teatro, una sala teatrale dove non c'era niente per appendere, e là ognuno di noi si è organizzato per allestire in maniera scenografica, e poi la mostra è venuta anche bene, perché talvolta, io in quel caso ero come artista, non come allestitrice, ma anche le mostre allestite con un buon senso dagli artisti stessi può essere una cosa interessante, salvo che poi gli artisti sgomitano e vogliono sempre il primo posto davanti. E allora... E poi toglimi anche un'altra curiosità: come si, so che è un termine, cioè, come si appendono cioè, c'è una regola in base alla quale un quadro deve essere sistemato ad una certa altezza o non oltre una certa altezza a partire da una... Come funziona da quel punto di vista? Posto che dipende anche da quadro a quadro, logicamente. Naturale, diciamo che se un quadro ha una dimensione media che può essere 1x70, diciamo, Okay. quella di un poster, l'ideale sarebbe che l'occhio medio umano arrivasse al centro del quadro. Ho capito. E questo lo si può fare, allora può essere il centro del quadro, per esempio 1,55, 1,60, così arriva. E dopo naturalmente ci sono delle variazioni sul tema, perché se uno ha 10 quadri piccoli di uno stesso artista, almeno io, perché l'importante è che ci sia una sorta di ordine visivo, cioè se no la gente si impapocchia. Per esempio hai 10 piccoli quadri, li metti a distanza di 8 centimetri l'uno dall'altro come se fossero un unico quadro, e quello è il centro, no? Sì, Cioè, allora l'1,60 o 1,55 lo piazzi lì in mezzo. Ecco, cioè ci sono tanti vari segreti che io ho imparato, diciamo, da sola, con il tempo e con la logica e con la volontà, spero di riuscirci, di creare un percorso ordinato. Dovete immaginare anche, a seconda del posto, come si muove la luce, oppure è il caso di oscurare? Sì, credo che qui quasi non c'è luce esterna, no? Nel senso
è tutto chiuso, se non mi sbaglio. Sì, c'è poca luce, a seconda delle sale. Okay. Quella dove siamo adesso ha solo due o tre finestre, ecco. Altre hanno più finestre, ma in questo caso si possono anche chiudere. Allora, la luce, parlo della luce tecnologica, diciamo, è fondamentale, tant'è che oggi le migliori sale attrezzate, e questa ha dei faretti che sono orientabili e quindi possono essere puntati. Io certe volte ho premuto l'acceleratore su questo e affittando dei faretti speciali con alette, per cui puntavo la luce esclusivamente sulla forma del quadro e il resto tutto buio. Allora uno entra in una specie di magia, perché entra nel buio con queste luci potenti che inquadrano appunto il quadro. Quanto tempo, per esempio, per una mostra come questa, proprio per allestirla, prepararla, quanto tempo ci si impiega? Beh, per allestirla, allora, ci sono vari modi. Se c'è la possibilità è meglio allestire con calma, come tutte le cose, ma una mostra si può allestire anche in 2 giorni, dipende, anche in 1 giorno e mezzo, dipende da quanti siamo e soprattutto dalle idee chiare, perché prima dell'allestimento c'è sempre un progetto, almeno io faccio sempre un progetto, per cui vado là già con le idee chiare. Nelle tue mostre c'è, almeno per quanto nelle mostre che tu allestisci, per quanto ricordo io, non c'è un eccessivo apparato didascalico? Allora, no, c'è. Allora, io di solito la regola che io seguo, che mi sono fatta io, è questa: cioè ogni opera deve avere una didascalia, titolo, anno, se c'è, tecnica e misure, e quello deve essere. Poi, come accennavo prima, intanto ogni artista, se ha più artisti, deve avere un proprio curriculum piuttosto dettagliato, biografico, critico, in cui lo spettatore, insomma, il visitatore va lì e deve uscire e sapere chi era questo artista. E poi appunto la mostra va suddivisa, almeno io la suddivido per esempio per sezioni, e ogni sezione ha, per esempio avevo fatto qualche anno fa una mostra di Rosignano proprio al Magazzino 26 in una delle sale, c'erano varie sezioni e non ogni sezione, ma ogni pannello, perché erano vari pannelli che avevano avuto 3 metri per 2, era una piccola sezione in cui io avevo messo un pannellino si vede così. Che allora probabilmente io avrò visto quelle. Sì, no, ma io non. Allora, tante volte sono stata io stessa in varie mostre internazionali, eccetera, e trovi delle lenzuola in cui nessuno legge, perché chi legge, nessuno legge. Quello lo fai nel catalogo, se fai il catalogo. Se no, importante è essere chiari e sintetici, cioè un po' giornalistici. Cioè chi entra deve capire dov'è, chi è l'artista, qual è il taglio pittorico di quest'artista che in quel momento sta guardando. Ecco, questo è. Ma per questo, come negli articoli, non è che ogni volta uno scrive un saggio di 200 pagine, devi saperlo dire nello spazio che 3000 battute. Sì, invece c'è, credo, per questioni di facilità di lettura, eccetera, perché ho notato che molti musei, qui però parliamo di musei, molti musei, proprio per quanto concerne i pannelli, eccetera, c'è un tipo di scrittura, adesso non so quali caratteri, che comunque si ripropone continuamente, forse perché è molto chiaro, si legge meglio forse come. Però parlando di musei c'è una cosa che io delle volte, ma ripeto perché sono un po' distratto eccetera, ma io nei musei grandi delle volte veramente un po' mi ci perdo, cioè comincio a seguire il susseguirsi delle sale, poi dopo a un certo punto logicamente passi da una sala all'altra, non in maniera diretta, ma devi deviare, e lì poi dopo io ho una certa difficoltà a ritrovare la strada e a ritrovare anche, come posso dire, anche la scansione cronologica lì secondo me è un mio problema, ma penso che sia un problema non da poco anche per altre persone.
Beh, ma se il fruitore, diciamo così, perde, non volendolo, la strada, vuol dire che il museo non è ben allestito, perché si tratta di chiarire molto bene il percorso. Sì. Questo, io in mostre che avevano, per esempio, grandi, che avevano più piani, ho sempre badato moltissimo, ho fatte in palazzi in cui tu entri, a un piano c'è la biblioteca, dopo c'è un piano di sala espositiva, dopo c'è un altro piano. Ho sempre creato un percorso con frecce, indicazioni eccetera e colori, in maniera che chi vuole vedere la mostra dalla strada, dal portone alla mostra deve arrivarci senza dubbi. Senza dubbi. E questo è un fatto di segnaletica, cioè di logica, proprio cioè quasi toponomastica. Quasi toponomastica. Per esempio, mi hai fatto venire in mente un museo bellissimo a Bruxelles, che è il Museo des Beaux-Arts, che è tutta la collezione dei reali, insomma, belgi, che è immensa e va dalle origini dell'arte fino a oggi. È sterminato, e ogni tanto, io sono stata giornate intere lì dentro, ma proprio giornate, però mi ha fatto venire in mente questo che tu dicevi e un po' accennavi negativamente, cioè a un certo punto uno non si ricorda bene dov'è, e questo non è un fatto positivo. Io invece uno dei musei più interessanti che mi sia capitato di vedere non è purtroppo un museo che fa parte del circuito parigino dei musei, ma me l'ha segnalato Maurizio Lorber. Dice: vai a vedere il museo Quai Branly, che adesso credo che l'abbiano intitolato a Chirac, è il museo dell'arte dei paesi verrebbe da dire del terzo mondo, insomma non è elegante, per questo anche si chiama Quai Branly, prendendo nome dal marciapiede cioè dalla strada dove il museo si trova, per non dire museo dell'arte del terzo mondo, eccetera eccetera. E praticamente questo museo, l'allestimento è bellissimo perché ti prende per mano, proprio non puoi perdere il percorso che gli ideatori del museo hanno stabilito, proprio perché è pieno di segnali che appunto ti dicono: adesso vai di qua, poi ritorni. È una cosa. Per fare un esempio, un museo che a me non piace comunque, il nuovo, ormai avrà anche lui una decina d'anni, il Museo d'Arte Moderna di Roma, non mi ricordo come si chiama, nasce volendo imitare questa cosa del Quai Branly, e dopo a un certo punto il Maxi? Io ho visto una mostra ospite partendo dalla fine, perché a un certo punto non riusciva a capire dove. E questo è una cosa che non è il massimo, perché dopo uno, magari il fruitore, si stanca, si stufa e non raggiungi il fine, no? Che è quello appunto di accoglierlo. Da dove, se uno, poi chiudiamo, se uno vuole andare a vedere un museo molto bello a Parigi, anche questo fuori dai circuiti, senza andare a perdere tempo, virgolette, al Louvre, vada a vedere il museo Jacquemart André, che sta lungo Boulevard Haussmann, ed è una casa di questi commercianti che è stata trasformata in un museo, ed è come la Frick Collection a New York in pratica. Vedi la casa e vedi anche una roba meravigliosa. Allora, ricordatevi che venerdì 6 giugno, nell'ambito della mostra Open alla Sala Svisà del Magazzino 26 del Porto Vecchio, c'è il secondo evento collaterale alla mostra, che vede protagonista Diego Marani, com'è cambiata oggi la percezione del confine, laddove la mostra stessa rimane aperta fino a domenica 13 luglio, e dopo ci sarebbe ancora una cosetta, che il giorno dopo nella Sala Xenia in Riva 3 novembre a Trieste si inaugura la mostra di Riccardo Bossi, I colori della vita. Quindi poi magari verremo a vedere anche quella. Grazie Marianna Cerboni, buon lavoro. Grazie. Pubblicità, poi parliamo di basket e università.
Seconda parte di questa puntata di Trieste in diretta. Io chiedo scusa agli ospiti e anche agli spettatori, ma sono andato un po' oltre con l'intervista precedente. Io quando parlo d'arte in genere non mi trattengo, e pazienza. Comunque siamo in compagnia di Matteo Filippone, che è vice allenatore della squadra di pallacanestro femminile? Maschile del CUS, e di Federico Vivona, che è invece allenatore della squadra femminile di pallavolo del CUS. Allora, il CUS ha partecipato ai giochi, cosa sono? Giochi olimpici? I campionati nazionali universitari. Che si sono svolti in questi giorni. Sì, era la settimana scorsa ad Ancona. E voi come basket avete avuto un risultato, insomma... Un ottimo risultato, possiamo dire. Siamo arrivati secondi, che a pallacanestro del CUS è forse il miglior risultato degli ultimi 30 anni, con una squadra che non si conosceva e con un allenatore che non conosceva i ragazzi se non qualcuno, quindi è andata molto 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 bene. Adesso la domanda cattiva, figuriamoci se si conoscevano e se l'allenatore... Potevate stare un po' di tempo di più. Torneremo l'anno prossimo. Allora, che cos'è il CUS? Perché, voglio dire, molti di noi, chi ha frequentato l'università magari sa dell'esistenza, però è anche vero che poi immagino che anche nel corso degli anni il CUS sia cambiato un pochettino. Sì, diciamo che è il centro universitario sportivo, e per come l'ho vissuta e come vedo che la vivono le atlete, ma anche non solo gli agonisti, è proprio un punto di aggregazione in cui tutti gli studenti e studentesse si ritrovano per sfogare un po' lo stress dovuto agli studi. Ed è un ambiente molto bello perché oltre a una struttura che è stata anche ammodernata di recente, appunto c'è fonte di amicizie, ma ha una sede sua? Cioè c'è un luogo... Sì, certo, ha una sede sua per la gran parte delle discipline, non per tutte. Okay. Tipo l'atletica si appoggia a Rocco, per dire, avere impianti diversi, no? Però per dire pallavolo, basket o calcetto che magari si appoggia a Villara che è attaccato, è tutto in Montecengio. Okay, quindi a metà Fabio Severo, che è anche molto comodo e sì, punto anche vicino per gli universitari che stanno tutti più o meno. Ah già, è vero, adesso che ci penso c'è quella che veniva definita la palestra del CUS. È quella là, proprio quella là, rimodernata appunto di recente, e quindi un impianto veramente bello, nuovo, spazioso. Ha a che fare con, adesso non so se il termine è corretto, con il campus dell'ex ospedale militare, o non c'entra assolutamente niente? Non ha a che fare, però credo. Sono veramente vicini, cioè li separa un muro. Sì, si fronteggiano. Sì. Hanno gestioni completamente separate, sì. Non ne fa parte. Non ne fa parte, però è vero che tanti ragazzi che dormono di là poi vengono a fare le attività in palestra, che è veramente 2 minuti a piedi. È veramente attaccato, poi io che abito da quelle parti, insomma mi ricordo già allora che Villara era via Montecengio, la palestra del CUS. Sì, adesso me la ricordo. Allora, sono tutte le discipline, di quante discipline si occupa il CUS? Col CUS abbiamo corsi di tennis, abbiamo corsi di basket, di pallavolo, ci sono i tornei di calcetto, ci sono i tornei di calcio, atletica, siamo veramente tanti sport, ci sono anche dei corsi di pesca se non mi sbaglio. Anche qualcosa si arriva anche alle attività ludiche, vengono organizzati i tornei di bowling, di freccette, cioè c'è possibilità veramente curling per tutti. Curling ancora no, purtroppo, perché non abbiamo le piste invernali, però diciamo c'è la possibilità veramente di spaziare in tutti gli ambiti. E come funziona? Sì. Cioè uno per iscriversi deve essere studente universitario o non necessariamente? Solitamente sì, deve essere studente, si fa richiesta per lo sport e poi si viene a praticare. Ma non ci sono non studenti universitari? No, all'interno del CUS no. Ecco, questo è essenziale. E poi uno sceglie a seconda di quello che gli piace, sì, a seconda delle passioni. Se vuole fare agonistica, se non vuole fare agonistica, ci sono più... Ecco, questa è una roba che a me interessa da pigro quale sono, però lo chiedo sempre, perché può essere che qualcuno decida di
fare uno sport, di praticare uno sport, ma non abbia nessuna intenzione di farlo a livello agonistico, per magari insomma, affari suoi le ragioni. Mi sono sempre chiesto se questo fosse possibile. Qua addirittura c'è addirittura la possibilità di scegliere, mi pare di capire. Sì, assolutamente sì, anche io posso parlare per la pallacanestro riguardo i numeri perché li conosco, perché li vedo, si allenano prima di noi. Noi abbiamo 70 ragazzi tra il primo semestre e il secondo semestre che fanno il corso propedeutico, cioè il martedì e il giovedì vengono a giocare a pallacanestro e si divertirsi tra di loro. Poi c'è anche una parte di insegnamento a inizio allenamento, ma comunque è solamente una parte senza parte agonistica, di gioco, di divertimento, ragazzi che non hanno mai giocato, ragazzi che hanno giocato 20 anni, comunque di pura passione, pura amicizia e materialità. Questa è anche bellissima come cosa. Dove invece tu puoi raccontarci anche, adesso non per dire che è più anziano, però insomma, tu puoi raccontarci anche come è cambiato un pochettino, se è cambiato il corso nel corso degli anni. Beh, diciamo che si è evoluto offrendo sempre più corsi e poi diciamo c'è stata anche una spinta post-Covid, è stato rifatto proprio l'impianto, quindi si è sfruttata quell'occasione dei fondi per sistemare la palestra. Ecco, quindi sì, sono aumentati poi i numeri e la qualità del servizio offerto nettamente. Chi allena, adesso detta così? Allora, è difficile perché ci sono tanti allenatori per tutte le discipline e c'è anche proprio la differenziazione, ti direi, fra gli allenatori delle squadre agonistiche e gli allenatori invece di chi va a fare a livello amatoriale, come dicevamo prima. E c'è praticamente un allenatore per ogni gruppo. Quindi ci sono tanti allenatori, penso nell'orbita CUS, adesso non so il numero esatto, ma azzarderei anche una trentina di allenatori. Ma è personale universitario? No. No, ecco, volevo capire io anche. stesso, per dire, non sono docente universitario o amministrativo universitario, ho un mio lavoro fuori da quel contesto e poi la sera nel tempo libero vado a fare l'allenatore della squadra di pallavolo. Ma tu eri... Io ho frequentato l'università, mi sono laureato in economia e quando ero più giovane ero anche giocatore del CUS, della squadra di pallavolo maschile, e dopo nel tempo la passione mi ha portato a fare i cartellini per allenare e poi sono rimasto in contatto con chi gestisce la struttura e la parte organizzativa, che è una persona che veramente si dedica ogni giorno al 100% agli studenti e si chiama Amir Shariat, questa persona, al quale devo dire un grazie infinito per tutte le cose che fa in ambito CUS, e lui mi ha proposto di venire ad allenare la squadra. Ho fatto un ciclo cominciato 8 anni fa, durato 6 anni, ci siamo tolti anche belle soddisfazioni perché abbiamo fatto un doppio salto di categoria. Dopo, per un periodo di 2 anni, ho preferito fare un'altra scelta, cambiare, fare un'altra avventura, e adesso quest'anno invece sono tornato e per questo motivo poi ero anche ad Ancona a fare i campionati universitari. E invece questi campionati, allora tornando a... Tu sei più giovane. Più giovane, mettiamola così. Sono ancora uno studente. Cosa studi, se posso chiedere? Scienze diplomatiche internazionali. A Gorizia? Sì. La figlia di un mio amico vuole iscriversi tra un anno a scienze alla stessa, io cambio ancora facoltà, allo stesso dipartimento tuo. Come è andata sta impresa, insomma? Innanzitutto i giochi sono un'esperienza bellissima, ti incontri con un sacco di ragazzi da provenienze diverse, magari ci sono le squadre di Bari, di Lecce, di Sassari, come ci possono essere ragazzi di Como, è un momento di grande amicizia e convivialità. Parli con ragazzi e ragazze che fanno sport molto differenti e sono lì a fare cose belle, tutti quanti insieme, quindi un momento di grande amicizia. E poi vedi anche del bel livello di sport. Cioè io posso parlare per pallacanestro, ma penso anche come lui per la pallavolo, ci sono dei giocatori importanti, ci sono giocatori professionisti, quasi tutti nelle squadre di livello. Noi per esempio abbiamo perso in finale contro Bologna, che è una squadra quasi completamente composta da professionisti e semiprofessionisti, quindi vedi anche un bel livello di sport giocato ed è veramente una bellissima esperienza che consiglio veramente a tutti se si possono Nel nostro paese, questa è una domanda che faccio ad entrambi, nel nostro paese il rapporto fra sport e scuola è sempre un rapporto che funziona sì, a corrente alternata, ecco, insomma, laddove sappiamo
che in altri paesi, per loro fortuna, non è così, è più integrato. So che il CUS non è che può far molto in questo senso, però la gente che arriva e si iscrive al CUS ha già fatto un percorso sportivo durante il periodo scolastico? Cioè, che rapporto c'è? Se c'è un rapporto. Beh, diciamo che chi viene a far domanda per partecipare durante l'anno alle squadre agonistiche tendenzialmente ha già un background sportivo di quello sport. Poi invece c'è appunto la parte amatoriale che lì è aperta anche a chi vuole cimentarsi da zero proprio nella nuova disciplina. E per dire, nella pallavolo ci sono 2 corsi a livello che vengono chiamati propedeutici, con 2 livelli d'entrata differenti, quindi c'è proprio chi parte da zero totale sì, e chi invece parte già da uno step che è già un po' più giochicchiato e gli riescono meglio i gesti tecnici. Voglio dire ancora una cosa sul doppio percorso studi carriera sportiva. L'università negli ultimi anni sta anche puntando su questo e per attirare atleti di un certo livello comunque sta investendo e sta dando delle possibilità per il percorso duale. Questo è anche Poi, buono perché insomma, sì. voglio dire, sappiamo che, senza citare gli Stati Uniti, ma lì il rapporto cioè, è l'università stessa che va fiera. Sì, certo. Qui da noi a scuola, io mi ricordo, io avevo un mio compagno di classe che giocava a calcio e il fatto che lui facesse sport era sopportato dalla scuola e non supportato, per cui... Però lui andava bene perché recuperava i compiti di greco e latino e glieli passavamo, insomma, per cui ce li passava qualcun altro, io no. Io ero uno che li passava materialmente, ma non sicuramente no. Quindi gli andava anche bene recuperare, ma al di là di questo si percepiva che la scuola italiana non era ancora pronta a questo tipo di cose, forse non lo è neanche adesso, o forse magari qualcosa è cambiato rispetto a 40 anni fa, però non credo in maniera così radicale. Laddove invece, già che ci siamo, questo è anche un altro lo è sempre stato, ma probabilmente adesso lo è ancora di più, è un altro, come dire, tassello di quel ruolo che l'università si è andata sempre di più costruendo e che la vede molto più vicina alla città di quanto non lo fosse certamente quando la frequentavo io, ma anche di quanto non fosse nemmeno 10 anni fa probabilmente. Cioè anche attraverso il CUS passa questa discesa dell'università in città. Faccio un esempio proprio per via anche della posizione dell'università. Beh, trovo che sia molto importante che l'università sia integrata a livello cittadino e anche soprattutto che la parte sportiva dell'università sia un pregio e un vanto per l'università, cioè il fatto che ci siano atleti di livello che escono e che le persone della città vadano a guardare gli atleti dell'università sia importante e che poi, non essendo triestino, parlare del passato dell'Università di Trieste per me viene complicato, però mi accorgo che da quando sono arrivato io l'università è sempre più coinvolta nelle attività giornaliere della città e è sempre più vista come un'entità presente nel territorio. Questo è cambiato moltissimo nell'arco degli ultimi, credo, 5-6 anni secondo me, forse era già in atto prima, però negli ultimi anni c'è stata veramente un'accelerazione in tal senso negli anni in cui frequentavo io, ma insomma ripeto, purtroppo era 40 anni fa, per cui... Perché ridete? Non è bello ridere quando uno ammette... Ma li porti bene, Vabbè, allora... Come per iscriversi è semplicissimo, mi pare di capire. A inizio anno accademico si fa, oppure si può anche entrare in corso d'opera per chi magari non vuol farlo dal punto di vista agonistico. Qui lascio al CUS, parliamo sì, al CUS, all'università. No. Allora diciamo che per chi è già al secondo o terzo anno è più facile cominciare a settembre. Poi ci sono tantissimi studenti che in verità aspettano appena l'esito dei test d'ingresso che si hanno verso ottobre, poi con i vari ripescaggi anche novembre,
quindi si può arrivare tranquillamente a iscriversi anche a metà novembre, dicembre, e in più tutti i corsi che vengono fatti a livello non agonistico sono divisi in 2 o forse addirittura 3 tronconi, forse trimestri, quindi uno si iscrive il primo trimestre e poi può iscriversi il secondo, il terzo, quindi è estremamente... è previsto proprio che ci sia un ricambio, ma anche banalmente per provare 3 mesi una cosa, 3 mesi faccio un altro corso e poi 3 mesi ancora un altro. Può dire tipo veramente senza impegno. Sì, insomma. sì. E laddove invece i prossimi impegni adesso quali saranno? Cioè la squadra di basket, c'è un campionato che comunque viene fatto extra CUS o c'è un campionato proprio del CUS? Allora, no, noi abbiamo un campionato, partecipiamo a un campionato regionale di promozione, organizzato dalla Federazione Italiana di Pallacanestro, che è finito appunto venerdì scorso, e abbiamo partecipato, siamo arrivati, mi sembra, sesti in campionato, con coach Alessandro Meden su 10. E comunque con tutti i ragazzi giovani, parliamo di ragazzi di 19-20 anni, comunque che non si conoscono inizio anno, ogni anno bisogna ricostruire, non è sempre facile, però bellissimo, abbiamo fatto un bel percorso, abbiamo iniziato un po' così, però abbiamo finito bene, però adesso è finito il campionato e ci sarà un'altra tornata a settembre, rincominceremo a settembre. D'estate ci si allena, ci si allena comunque anche d'estate? No, d'estate non siamo a livello ancora dei campioni, d'estate c'è il tempo libero e poi io parlo per squadra mia, il 95% degli atlete è fuori sede. Quindi come finisce gli esami a metà luglio rientra a casa per poi tornare in città appena verso inizio settembre, metà settembre, non prima. Però vedete com'è diverso anche il tipo di... com'è cambiato tantissimo anche il tempo che si dedica. Noi luglio già non c'erano più esami perché li finivi al massimo a giugno, a luglio c'era qualche recupero che facevi e poi appunto non li avevi fino a bensì settembre si ricominciava a pensare. Ma insomma è cambiato un po' anche da questo questo dipende un po' anche da dipartimento a dipartimento. Ci sono dei dipartimenti che finiscono le lezioni magari a maggio, quindi gli esami cominciano prima. Dipartimenti che hanno sessioni di lezione più lunghe e quindi di conseguenza la sessione d'esame viene slittata fino anche a fine luglio. Comunque è un periodo formativo al massimo, non soltanto per quanto riguarda la propria professionalità, ma anche la propria crescita. Assolutamente. Per cui, avendo di queste possibilità, tra l'altro magari una volta dovremmo occuparci anche degli altri momenti di aggregazione che l'università offre, tipo per esempio con il CUT e con altre... Voi non fate anche il CUT, perché uno ce la fa a fare una di queste cose. No, è complicato seguirle. È complicato seguirle. Anche perché gli orari di allenamenti, poi col teatro appunto si fanno le prove la sera, quindi... Sì, no, mi rendo conto. Allora, davvero, grazie a Matteo Filippone, che è il vice allenatore del CUS per quanto riguarda la squadra di pallacanestro maschile, e a Federico Vivona, allenatore del CUS pallamano femminile. Pallavolo. Ho detto, sì, figuriamoci. Pallavolo femminile. Grazie, buon lavoro. Grazie a voi per l'ospitalità. E noi ci vediamo domani, come sempre, alle 17:55.